smettetela di litigare nelle aule giudiziarie perché hanno perso. Ricordo che il Comune di Venezia voleva chiudere la società con un cavillo giuridico e i tribunali gli hanno dato torto, quindi la società vivrà fino al 2020, per cui chiediamo smettiamola di spendere soldi pubblici per le cause, stiamo spendendo 50.000 euro di avvocati, di spese tribunali, cioè voglio dire sono soldi pubblici e investiamoli nelle risorse. Marco Polo System fa progetti europei, valorizza le fortificazioni, il patrimonio veneto, racconta la storia di Venezia in Europa e nel Mediterraneo. Basta liti giudiziarie. Dopo aver vinto in tribunale contro il comune, l'amministratore di Marco Polo System, la società che gestisce Forte Marghera, lancia un messaggio al sindaco Brugnaro e lo fa proprio nel giorno in cui lui arriva per inaugurare una mostra. Vogliamo insomma che Brugnaro, la sua giunta, si renda conto che in qualche maniera quello che stanno facendo, oltre a essere una battaglia delle cause perse, nel senso che le stanno perdendo tutte, è davvero un danno anche per la città ed è immotivato perché noi abbiamo personale che lavora in questi anni, sono occupazioni, posti di lavoro qualificato di giovani che lavorano nella progettazione europea. Pettenò chiede solo di poter continuare il lavoro iniziato che finora ha dato i suoi frutti, senza ostacoli determinati, sostiene, da un accanimento politico e nient'altro. Se così non sarà, la società continuerà a combattere per far valere le proprie ragioni e soprattutto portare avanti un ambizioso progetto. Finiamo le liti in tribunale, ci si trova un accordo e noi continueremo a lavorare come sappiamo fare e lui farà quello che deve fare a Forte Marghera, altrimenti i contenziosi non finiranno. Cioè io veramente con oggi inizio una campagna contro questa amministrazione da amministratore di una società che può solo mostrare numeri positivi e altrettanto deve farlo lui e deve essere schietto, onesto e trasparente e confrontarsi con noi.